Siamo con Nicola Masiello, il tecnico del Bernalda, una gara degna di questo finale di stagione, ritmi molto alti, alla fine 2-2. Sì, è stata una partita che alla fine il pareggio ci può stare, le squadre si sono affrontate a viso aperto, hanno lottato, noi lamentiamo un po' di sfortuna nel finale, qualche decisione di gara dell'arbitro un po' esagerata, nel senso che il numero di falli che abbiamo fatto sono stati veramente pochi, sono stati 7-8 falli, non ci possiamo trovare con 5-6 persone ammonito, un espulso. Queste partite andrebbero gestite con maggiore calma, perché se mi cacci via il giocatore più rappresentativo al secondo fallo che fa in partita è un po' eccessivo, diciamo, e va a falsare un po' il risultato finale, perché insomma con un pelentino in più penso che ce l'avremmo fatta, però la squadra si è espressa bene, ha tenuto a botta contro un avversario che è fortissimo, hanno fatto tanti investimenti, quindi noi siamo felici comunque di questo, di aver dimostrato ancora una volta in campo, nonostante la mancanza del giocatore più forte, che ci siamo. Ci siamo e la classifica ancora dice che siamo vivi. Oggi abbiamo acquisito, stranamente, senza fare calcoli, il secondo posto matematico, quindi quello non ce lo toglie nessuno e quindi andiamo a fare gli spareggi nazionali, se ci va male, se vince una delle due squadre. In caso di pareggio i nostri calcoli ci dicono che la classifica puzza ci premierebbe, quindi vinciamo noi il campionato. Vediamo, noi cerchiamo di vincere l'ultimo e poi vediamo. Quindi progetto Bernalda che era partito per arrivare fin qui con una squadra come la CMB Futsal costruita per dominare il campionato, anche la futura Matera ha giocatori molto importanti. Voi siete tra virgolette il terzo incomodo o anche voi avevate preparato così il campionato? No, noi abbiamo una mentalità innanzitutto vincente, noi ci alleniamo, siamo la squadra che si allena più di tutti in Basilicata, questo è un dato certo perché facciamo 4 allenamenti e neanche in Serie B. Abbiamo una mentalità vincente, il presidente ha allestito comunque una squadra importante, è vero che sono tutti ragazzi di Bernalda, più il portiere, più Pelentir, il portiere del Brasi, però questo non toglie che in campo poi vince quello che è più forte, cioè, si possono fare 1000 acquisti, però poi se non si va a creare quell'empatia, quell'amalgama di squadra non arrivano i risultati. Adesso ci troviamo un po' rammaricati perché dipendiamo da un altro risultato e questa è una cosa un po' noiosa, avremmo preferito vincere qui e quindi andare in Serie B perché avevamo vinto sul campo più importante. Però, ripeto, CMB è una squadra che hanno fatto investimenti pazzeschi per la Serie C1 e sicuramente la Serie C1 lucana è più forte di sempre, con giocatori che hanno giocato tutti in A2 in Serie B, quindi niente da togliere, veramente abbiamo fatto il massimo, alcune volte potevamo fare anche di più, però è un campionato questo difficile perché ci sono anche campi in erba sintetica, è una squadra che vuole giocare a futsal, è molto difficile, noi abbiamo perso 3 partite su 4 su erba, quindi chiaramente se vuoi giocare a futsal è un'altra cosa, quello è calcetto, la divisione dovrebbe provvedere a far sì che chi gioca in C1 sia pronto per andare in Serie B dove le strutture devono essere tutte al chiuso e quindi le partite non vengono condizionate dal manto erboso, da altre cose. Però questo è il campionato, quindi noi sapevamo quello che andavamo a affrontare, quindi colpa nostra se abbiamo perso su erba e va bene, insomma, siamo lì e volevamo di più, però tra virgolette c'è chi ha fatto di più per vincere questo campionato a livello di mercato, a livello economico. Noi abbiamo fatto tanto, la società di questo va ringraziata, però non siamo né sotto le aspettative né al di sopra, siamo in un punto giusto, siamo lì a giocarcela e ce la giocheremo.